Una firma concreta e simbolica, quella posta dai sindaci di Padova, Rubano e Vigonza, sul protocollo di collaborazione per la linea tranviaria SIR 2, una città del santo che si allarga e rende concreta l'idea di grande Padova sul fronte della mobilità sostenibile, grazie alla collaborazione siglata con i sindaci di due tra i comuni più popolosi della cintura, 23.000 abitanti per Vigonza, 16.000 per Rubano. 400 milioni di euro, prima opera di un comune italiano pronta a partire con i fondi del PNRR che prevedono un cronoprogramma serrato pena l'annullamento degli stessi. È il primo comune in Italia che comincia le opere. Abbiamo un finanziamento, abbiamo la tranquillità di tutto il finanziamento, non solo di questo, anche di altre cose, per cui siamo soddisfatti e ringrazio i tecnici che ci stanno aiutando moltissimo. Questa è la concretezza di quell'idea di grande Padova di cui si parla da tanto tempo. Con la Giunta Giordani si è collaborato in modo attivo, prima all'interno della Comepa, della Conferenza Metropolitana, poi redigendo il PUMS, poi arrivando a questo grandissimo progetto Smart che mette in rete 3 comunità, Vigonza, Padova e Rubano, ma che alla fine è un progetto unico per la grande città di Padova di cui ci sentiamo parte. Al primo step, la partenza dei lavori entro dicembre 2023, mancano 696 giorni. Il momento invece è quello di buttarci naturalmente subito, senza perdere neanche un momento di tempo, con quelle che sono naturalmente il timing che comincia. Nel 2023 ci sarà il primo check per verificare che naturalmente le opere siano iniziate, pena perdere i finanziamenti, quindi noi siamo concentrati assolutamente su quello perché devono essere ultimate il 2026. Ma parallelamente stiamo già lavorando attraverso il piano di urbano di mobilità sostenibile, prevede già il prolungamento della linea verso Vigonza. Una città destinata a cambiare volto, Padova, collegata da nord a sud ed entro giugno 2026 da est a ovest, con il tram che nel frattempo vedrà completata anche la linea SIR 3 che si candida a capofila per coordinare i progetti dei comuni contermini. Intercettare il flusso di auto che arrivano a Padova è fondamentale, nel senso meno auto arrivano, però con altri mezzi ovviamente sotto l'aspetto dell'ecologia, sotto l'aspetto dell'ambiente, ben venga. Difatti stiamo progettando con i soldi del PNRR il discorso per arrivare per quanto riguarda Ponte San Nicolò.